Angelo Messinese, cosa rappresenta per Favara ospitare il concerto degli allievi dell'Accademia dello Spettacolo Palladium? Noi quest'anno è per veramente una cosa importantissima, in quanto Lia Minio con la sua scuola, l'Accademia Palladium, assolutamente è riuscita a valcare ormai tutte le televisioni internazionali. I ragazzi della Palladium, sia che siano favaresi ma di tutta la nostra Agrigento, della nostra Sicilia, hanno fatto sì che hanno portato avanti la nostra cultura, la nostra storia, perché i nostri ragazzi sono ragazzi fantastici e dimostrano a tutti che la legalità passa anche attraverso loro, quindi per forza dovevamo omaggiare, considerato che con Lia Minio quest'anno abbiamo voluto dare a Favara, le ringraziamo per questo, per quello che loro stanno regalando alla città di Favara, ma assolutamente non potevamo negare un patrocinio minimo affinché questa manifestazione si facesse in questa piazza magnifica, con questa cornice spettacolare. Favara si conferma fucina di giovani talenti della musica italiana. Sì, credo, non so se si può dire, credo che una delle prossime trasmissioni avrà comunque un altro protagonista nostro, non solo Favara. Dico Favara e sono orgoglioso di poter annunciare che c'è questa presenza, ma credo che la scuola di Lia Minio ha portato avanti non solo favaresi ma talenti di tutta la Sicilia. Ecco, per questo grazie a Favara in quanto la scuola di Lia Minio, ma a tutti i talenti della nostra terra che sicuramente sono riusciti e riescono ancora oggi a sbalordire e a stupire tutta l'intera nazione. Lia Minio, insegnante di canto moderno, tracciamo un bilancio della stagione dell'Accademia dello Spettacolo Palladium. Diciamo che la stagione, adesso siamo un po' alla conclusione, è stata una bella stagione estiva, siamo stati presenti in varie parti della Sicilia, in varie piazze, è stato sempre un grande successo. Adesso siamo arrivati un po' al capolinea, per fine agosto qui nella mia città di Favara, che io adoro tantissimo. Siamo qui in questa piazza che porta bene, diciamo, a Piazza Cavour. Io ho iniziato proprio qui su questo palco e così ho voluto fare iniziare anche i miei allievi, perché questa sera terremo a battesimo anche tanti bambini, che per loro sarà il primo debutto. Che concerto sarà quello di questa sera? Stasera è una parte il concerto, vedremo un po' il concerto che portiamo un po' in tutte le piazze della Sicilia, un'altra parte è proprio il debutto dei nostri allievi. Per quanto riguarda il futuro, cosa puoi svelarci, qualche anticipazione per i tuoi allievi? Per i miei allievi ci saranno delle cose molto importanti che faremo a settembre, sempre di spettacoli, e poi ci saranno delle presenze nei format di Rai, della Rai 1, però le sveleremo dopo. Anche questa stagione è stata un'estate ricca di tanti eventi, di tante serate, che diciamo, abbiamo avuto modo di girare un po' tutta la Sicilia, di fare tantissime tappe e soprattutto di divertirci in tutte queste piazze. Tu sei reduce dalla trasmissione Ti lascio una canzone, che ricordi hai di questa avventura? Dei ricordi assolutamente indimenticabili, assolutamente, però che diciamo l'esperienza che mi rimarrà veramente nel cuore è appunto l'aver duettato con tantissimi cantanti famosi che appunto mi hanno dato anche tanti consigli per il futuro. Siamo stati a Noto sempre con l'Accademia Palladium, siamo stati anche in altri posti, insomma ho girato un po' tutta la Sicilia, mi sono divertita. Anche tu hai fatto parte della trasmissione Ti lascio una canzone, che ricordi hai di questa esperienza televisiva? Io ho il bellissimo ricordo di aver duettato con Emma Marrone e con Alessandra Amoroso. Emma Marrone mi chiamava il barattolino e Alessandra Amoroso mi chiamava la piccola chiacchierona. Adesso sei nello spot di Rai 1 per promuovere la nuova stagione Ti lascio una canzone, una bella soddisfazione per te? Sì, anche se ancora lo spot non l'ho visto, perché lo fanno la mattina presto o il pomeriggio in cui dormo in questi orari.